mister, dopo Carrara un'altra sconfitta, fa strano per la Torres di quest'anno, fa strano perché sono due prestazioni sicuramente diverse, però gli restano i 0 punti con forse dei segnali che erano arrivati a Carrara confermati anche oggi. Qualcosa non sta funzionando. Cosa? Ma io oggi ho visto una squadra che ha fatto di tutto per poter vincere. Ci sono dei momenti della stagione che vanno presi per quelli che sono, bisogna rimanere sempre con l'equilibrio, valutare, ma non farsi prendere da ansie o altre cose. Sempre fiero e orgoglioso di questi ragazzi. Oggi forse ci è mancato un po' il guizzo finale, perché insomma perdere una partita senza aver mai preso un tiro in porta la dice lunga. Abbiamo provato in tutti i modi. Secondo me abbiamo fatto la prestazione, l'abbiamo fatta, perché non era facile poi quando si mettono dietro, è dura. L'unica cosa che abbiamo fatto, ci è mancato il guizzo finale, non so quanti, non ho contato neanche quanti cross abbiamo fatto in area di rigore, e lì forse ci è mancato quel guizzo finale. Ecco, a questo di guizzo finale, siete sembrati molto confusi negli ultimi 25 metri, cioè arrivavate costruendo bene, poi l'ultimo passaggio per un motivo o per l'altro non era mai... Ma non è facile quando si mettono 10 davanti all'area di rigore, Le difficoltà ce l'hanno tutti. Però noi tante volte, spesso abbiamo aggirato, siamo andati sugli esterni e abbiamo messo insomma tanti cross. E lì non siamo riusciti poi, anche un po' per sfortuna, perché sono state due situazioni dove la palla mi sembra di Fish sulla linea e altre situazioni. Però, mi ripeto, vanno valutate le cose con equilibrio, con serenità, lavorare e sempre più fiero e orgoglioso di questi ragazzi. Ecco, le faccio una domanda sulla posizione di Mastino, una domanda un po' vintage, perché un pochino sembra Quindi pagare... queste 23 partite, 50 punti, Mastino ha giocato sempre lì, non vuol dire niente. No, però dico, guardando la prestazione di oggi, sembrava un po' in difficoltà. Dove? Giocando lì? Sì. E le altre 22 partite? La domanda è su come non si può è migliorare. che si può giocare sempre. Bisogna guardare a cosa poter migliorare. Noi guardiamo tutto. Secondo noi Massino è un giocatore che può, anche perché gli ultimi 2 o 3 anni della sua carriera li ha giocati o mezzala o centrocampista centrale, quindi non vedo questo stravolgimento delle sue caratteristiche. Ecco, non ne ha parlato. Che poi possa fare anche il tre quarti, quello è un altro discorso. Non ne ha parlato lei, la pungolo su un altro tema, che è quello dell'arbitro, perché oggi sembra... No, non parlo. Degli arbitri non parlo. Liviero, anche a te la stessa domanda che abbiamo fatto al mister. Che è successo alla Torres? Sconfitta pesante domenica scorsa, sconfitta anche oggi in casa contro Sestione. Sì, sicuramente a livello di risultati abbiamo fatto queste due sconfitte, però onestamente oggi penso che la squadra abbia fatto una prestazione importante. Non è arrivata la vittoria, ci dispiace perché ero convinto che oggi avremmo vinto per come ci siamo allenati durante la settimana, per l'atteggiamento con cui abbiamo affrontato la gara. E penso che abbiamo fatto una prestazione appunto importante e mi dispiace che non siamo riusciti a portare a casa 3 punti o 1 punto, insomma. Ecco, hai parlato del lavoro fatto in settimana. Mi chiedo proprio secondo te che impressione ti ha fatto la squadra a livello mentale, perché ogni tanto avete giocato sì bene, però sembravate in sfiducia nella giocata decisiva. Ma secondo me oggi non è stata una sensazione di sfiducia, anzi io oggi ho visto una squadra sia all'interno dello spogliatoio che in campo che ha dato il 150% fino all'ultimo secondo e sono contento che nonostante la sconfitta il pubblico di Sassari l'abbia apprezzato, spero che si sia visto perché veramente oggi ci abbiamo messo tutto quello che avevamo. Purtroppo ci sono dei momenti come appunto oggi in cui non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto. Sicuramente dobbiamo fare tutti qualcosa in più, però penso che l'atteggiamento di oggi, a differenza di quello di Carrara, sia quello che abbiamo sempre avuto e appunto escludendo la partita di Carrara penso che questa squadra abbia sempre avuto un atteggiamento propositivo e cercando di dominare il gioco, di produrre occasioni da gol e oggi penso che nonostante questo non siamo riusciti a vincere, mi dispiace molto. Ecco, più 7 dal Perugia, meno 9 dal Cesena, anche a livello di pressioni, forse questa sconfitta vi disegna un po' quello che sarà il vostro cammino.
Ma io non guarderei tanto alle altre, guarderei a noi stessi, lasciando stare Cesena, Perugia e tutte le altre. Guarderei a noi, cercherei di tirar fuori il meglio da noi, indipendentemente da quello che sarà il percorso degli altri. Invece, ultimissimo per me, nel mercato è arrivato Zambataro, nuova concorrenza sulla fascia, l'altra volta ha iniziato lui, stavolta sei partito tu, com'è stata anche questa sorta di staffetta? Ma penso che per noi non cambi nulla, nel senso che da un punto di vista dell'atteggiamento noi siamo a disposizione del mister, non è importante Liviero, non è importante Zambataro o i singoli, l'importante è quello che diamo al gruppo, farsi trovare pronti, e tra l'altro ora ci sarà l'infrasettimanale, quindi ci sarà occasione, ci sarà bisogno di tutti quanti, come è sempre stato dall'inizio dell'anno, e penso che questo sia il nostro atteggiamento, al di là di chi va in campo, al di là, l'importante è appunto avere questa parte agonistica e questa sana competizione che porti tutti ad alzare un po' il livello. Allora, mister, sconfitta di misura, ha trovato sulla sua strada una Carrese che ha confermato l'ottimo stato di forma. Secondo lei non è andato in porto di questa gara? È stata una gara molto simile a quella che mi aspettavo, loro sono partiti molto forti, siamo venuti qua nel momento forse peggiore, no? Nel quale si poteva affrontare questa squadra qua, e sapevamo però bene come loro cercavano le linee di gioco, e secondo me abbiamo sofferto il giusto nel primo tempo, cioè abbiamo concesso però mai cose pulite, tanti traversoni che sapevamo ci sarebbero stati, però poi gli uno contro uno sugli esterni abbiamo gestiti anche abbastanza bene, abbiamo portato sul piede debole, abbiamo concesso cose non pulite. Secondo me ci è mancata un po' di maturità negli ultimi 5 minuti del primo tempo nel capire il momento, perché già aveva iniziato a innervosirsi un po' la Carrarese, aveva sbagliato qualche giocata, ho visto una squadra che magari cominciava a pensare che non era poi così semplice come poteva sperare, e queste partite qua bisogna portarle 0-0 fino al primo tempo, perché poi il secondo tempo cambia nelle dinamiche, cambia in tante cose. E invece purtroppo siete stati anche un po' sfortunati sull'episodio, per carità, nel senso che non so, che ci fosse o meno una punizione, poi una deviazione, insomma, però è calcio. Poi io dico, se tu vieni qua e sei 1-0 per loro fino al primo tempo, può anche succedere, cioè non è una cosa clamorosa. Penso che ci sono tante cose che tu puoi fare dopo che vai in svantaggio, puoi uscire dalla partita, puoi disunirti, puoi prenderne 3. Io penso che la squadra invece è stata molto brava nel secondo tempo a stare in partita, abbiamo alzato la linea del pressing perché questo richiedeva la partita, siamo andati fuori più a giocarci dei duelli. Abbiamo avuto qualche mezza situazione, chiaramente ti deve girare anche un po' bene per poter fare risultato nel secondo tempo, però mi è piaciuto quell'aspetto lì. Ecco, noi dobbiamo eventualmente lavorare su altre cose, dobbiamo essere ancora un po' più puliti di testa nell'approccio alla gara, perché ci pesa un po' tanto quello che può essere poi il risultato, no? È ovvio che sono tutti punti d'oro quelli che ti devi andare a prendere, ma è anche ovvio che non tutte le partite poi sono alla portata, tutte le giochi come lo fossero, entri in campo come lo fossero e poi devi leggere le partite. Oggi purtroppo, ripeto, forse con quella maggior attenzione nel finale di tempo, finendo 0-0 al primo tempo, forse oggi può diventare una gara un po' diversa. Era stato un buon profeta, nel senso che aveva detto: mi preoccupa più il gol che può segnare la Canadese, il fatto che il campionato dice che subisce poco. In effetti la sua squadra è mancata proprio. Ho visto che nel primo tempo ha provato a alternare esterni di attacco, poi ha cambiato i 2 attaccanti nella ripresa. È lì che siete mancati un po' nel far male in qualche ripartenza. Sì, secondo me nel primo tempo abbiamo sbagliato proprio quelle 4-5 situazioni di ripartenza, l'abbiamo sporcata subito, siamo stati precipitosi, non abbiamo bilanciato quella che era la territorialità loro con delle ripartenze più ficcanti che magari ti portassero a prendere delle rimesse, delle punizioni, delle situazioni comunque che spezzassero anche un po' il ritmo alla Canarese. C'è stata una fase positiva nella fase centrale del primo tempo, e poi però abbiamo subito il loro ritorno nel finale di tempo. Mister, ha dato minutaggio all'ultimo arrivato, piano piano anche Schiavone sta acquistando minuti. Sì, ma io oggi ho fatto cambi soprattutto sulla condizione, nel senso che comunque poi era un primo tempo molto dispendioso, anche se non abbiamo avuto occasioni nitide, abbiamo corso tanto nel primo tempo, e quindi poi ci sta che qualcuno sia calato un po' di più, ma questo gruppo qua deve essere coeso da questo punto di vista. Sono entrati ragazzi
che hanno voglia, che hanno entusiasmo, che hanno gamba, e devo dire che nel secondo tempo la squadra comunque ha tenuto fino alla fine, anche cercando comunque qualche cosa di più. Catania è appena arrivato, ha fatto un allenamento, è evidente che non può avere dei movimenti, infatti avevo in mente di metterlo solo in questa situazione sperando che non ci fosse questa situazione, però nel finale secondo me poteva darci un po' di gamba nel tridente, perché siamo passati a 3 ma siamo rimasti col tridente. Effettivamente ha avuto anche una situazione in cui poteva andare in 1 contro 1 col portiere, magari essere più fortunato nel rimpallo, quindi posso dire solo che ha fatto quello che mi potevo aspettare. E abbiamo rivisto Cavuoti e Zanchetta. Sì, Cavuoti è un ragazzo che adesso è rientrato dall'infortunio, poi è un ragazzo che ha un potenziale importante, è ovvio che deve maturare, anche oggi in un paio di situazioni è stato un po' ingenuo, però ha una forza fisica importante, ha un controllo di palla importante, quindi è un giocatore che sicuramente ci sarà utile. E Zanchetta è un giocatore di palleggio, poi in mezzo al campo eravamo calati un po' con tutti e 3, proprio perché abbiamo corso, e quindi secondo me è entrato nel momento in cui comunque poteva darci una mano a gestire la palla nella loro metà campo nel finale di partita, quindi da questo punto di vista i ragazzi devono stare tutti sul pezzo perché è lunga e c'è bisogno di tutti. Bene, grazie mister. A voi. Gaetano Vitale per raccontarvi la 22esima tappa di questa Serie D. Oggi è Trastevere Costa Orientale Sarda. De Montis che va in avanti, Cossu di prima per Santoro, spazio per la squadra sarda. Santoro praticamente isolato, va da solo, sfida Giordani, incrocia e passa il COS 0-1. Subito Santoro, vantaggio per la squadra di Loi. Poi allontana ancora Santoro, quindi Rosati ripropone verso Mastro Pietro che fa la sponda per Alonzi, grandissimo aggancio, ce l'ha sul mancino, prova a calciare, Cadau risponde, muro del COS, corner dalla sinistra con Tortolano, palla sul secondo palo, ci arriva Crescenzo che ripropone, non è finita, la palla rimane lì, arriva Tommasino in qualche modo, poi Aloi addirittura, Tortolano gliela ruba, la fa girare, traversa di Tortolano, qualche fisicità di troppo. Tortolano ad uscire, la palla per Crescenzo, è sempre il capitano, 8 in campionato, 8 sulla maglia, 1-1, assist di Tortolano, gol di Crescenzo, tutto in parità. Stop col petto che diventa poi un filo lungo, quindi Piredda attaccato forte da Ricci ma regolarmente, zona tiro forse anche, poi scarico per Mastro Pietro in bocca a Tommasino che non controlla, Cadau costretto a regalare il calcio d'angolo. Altro rinvio lungo, Mastro Pietro, la palla si alza per l'ultimo tocco di Bonu, poi Tommasino rischia l'erroraccio, Giordani 2 volte, Giordani 3, poi palo, secondo legno di giornata, chiama qualcosa, uno schema probabilmente, palla direttamente verso Mastro Pietro che l'ha pizzicata in 2 tempi, Tommasino trova Tortolano, non controlla, serie di batti ribatti, poi Aloia la pizzica quel tanto che basta per farla arrivare a Cossu e allora 2 contro 6 per il COS, arriva dall'altra parte Santoro che riesce a prendere alle spalle il difensore, poi riesce anche a calciare, golasso di Santoro al volo, doppietta 1-2, nuovo vantaggio ospite. Movimento dello stesso Serra, palla di Piredda sul secondo palo, arriva Gallo che trova il 4º gol del suo campionato e record personale. 1-3 al Trastevere Stadium. Di Tortolano tutti in area di rigore, si muove Giordani, la palla è verso di lui, riesce a pizzicarla, poi Alonzi sotto porta, Ricci conclude, muro del COS ed è calcio di rigore. C'è ancora vita, c'è ancora partita, fallo su Alonzi, penalty per il Trastevere. Parte Tortolano contro Tommasino, va Tortolano, tocca Tommasino ma non basta, secondo rigore consecutivo trasformato da Tortolano. E finisce qui, è l'ultimo frame di Trastevere Costa Orientale Sarda, termina 2-3, un'ottima prestazione del Trastevere, non basta a battere il COS che si porta a casa 3 punti con 3 gol. Nel post partita di Trastevere Costa Orientale Sarda 2-3 il risultato con Mister Loi. Mister, intanto complimenti per la vittoria, una vittoria che possiamo definire fatta di tanto cinismo, avete giocato bene ma avete sfruttato ogni singola occasione. Sì, una vittoria di tanta concretezza e tanto sacrificio perché arrivavamo dalla sconfitta contro l'ultima in classifica
ed era giusto dare anche delle risposte in campo, perché la classifica comunque è cortissima e la Serie D è una categoria dove vincere le partite è difficilissimo, perderne 4 o 5 di fila è un attimo, e quindi dobbiamo stare attenti e guardarci un po' alle spalle. Onestamente ai ragazzi ho detto quello. Cinismo sì, vero, però anche gol di ottima fattura, direi. Sono molto contento perché oggi erano in campo 3 ragazzi che rientravano da 3 mesi di infortunio. Santoro che ha fatto doppietta, Cogotti che per noi è un giocatore fondamentale negli equilibri da under. Sono contento soprattutto per l'impegno, nonostante le difficoltà di fronte a un avversario che nella fase offensiva era veramente forte, con giocatori molto importanti. I ragazzi hanno fatto molto bene. Come ha detto lei, venivate da una sconfitta, ma in generale l'ultimo periodo non è stato dei migliori, avevate fatto tanto bene all'inizio, poi un attimo questo calo. Potrebbe essere questa la partita che vi ridà vita per magari ambire, chissà, alle posizioni più alte piuttosto che guardarvi indietro? Ma no, guarda, noi abbiamo un obiettivo molto chiaro, dichiarato, che è quello di far crescere i giovani locali, quindi non appena arriveremo a quota 44 metteremo dentro ancora molti giocatori del nostro vivaio, cosa che stiamo già facendo da mesi, un po' per causa di forza maggiore, visto che tutti gli under titolari stanno rientrando adesso e sono fuori da 2 mesi, e questa cosa capisci che in D giustifica un pochino anche questo calo degli ultimi 2 mesi, perché se di 3 under titolari ti mancano tutti e 3 per 3 mesi è tosta a rimpiazzarli, però nel frattempo sono cresciuti tanto gli altri. Speriamo di poter di avere lo spazio per dare possibilità ai ragazzi del 2007-2008 che stanno lavorando molto bene nel settore giovanile. Questo è il nostro obiettivo, non abbiamo voli pindarici per la testa, sappiamo che non abbiamo né le possibilità economiche né la struttura per poter pensare ad altro che non sia la D. La D per noi equivale alla Serie A, per quello che è il nostro progetto. Ce la teniamo stretta, ci vogliamo mettere radici, per ora sta dando i frutti sperati. Poi è ovvio che perdere le partite non piace mai a nessuno. Oggi abbiamo vinto una partita contro una squadra secondo me molto forte, che non ci fa niente in quella posizione in classifica, però probabilmente ci siamo ripresi un po' di quello che la mala sorte ci aveva portato via le ultime domeniche. Ho parlato di quota 44, con i 3 di oggi mancano circa 7 punti per arrivarci. Cosa andrà a toccare magari dal prossimo allenamento per arrivarci il prima possibile? Innanzitutto abbiamo 2 settimane davanti, perché ci sarà la sosta e ci serviranno per rimetterci a posto fisicamente, per recuperare anche Piras, che è il ragazzo che abbiamo venduto in Serie B questa settimana, ed è esattamente quello che vogliamo fare come società. Lui rimarrà con noi fino a fine stagione, ma ha già un contratto con una squadra professionistica, e per un sardo arrivare tra i professionisti praticamente è 10 volte più difficile che per un altro giocatore di qualsiasi altra regione, quindi per noi è già un grande orgoglio quello, perché ci dà comunque immagine, ci premia anche dei sacrifici che facciamo e dà la possibilità a un ragazzo di potersi esprimere. Faremmo con molta serenità quello che abbiamo sempre fatto, abbiamo una partita difficilissima che è con l'Ostia alla ripresa, poi andremo a Nocera, quindi c'è poco da cullarsi sul risultato di oggi, c'è da lavorare sodo, perché 7 punti in D sembrano pochi, ma se guardiamo la classifica ci sono squadre che in 22 partite ne hanno fatto 15-16, quindi capisci che sono difficili da fare. E tra l'altro per una squadra sarda anche a livello economico un punto in Serie D equivale circa a 15.000 euro, quindi un punto importante in Serie D, dovunque vai a farlo. Gli diamo il giusto peso e non abbiamo assolutamente la presunzione di aver raggiunto l'obiettivo, ma i ragazzi sanno che rimarrò tranquillo e sereno solo il giorno che saremo a 44 punti. Grazie mille mister e in bocca al lupo per le prossime. Grazie a voi, grazie gentilissimo. Buon pomeriggio da Uri, provincia di Sassari. Siamo in Sardegna e le formazioni dell'Atletico Uri e della Cavese sono appena scese in campo per disputare l'incontro valevole per la 22esima giornata, nonché quinta di ritorno
del campionato di Serie D Girone G. Con lo stesso assetto tattico previsto per Atletico Uri. Si parte allungare. Chi ha il vento contrario ha bisogno di giocare con passaggi secchi. Intanto c'è questa battuta da parte di Antonelli che da 20 metri manda la palla nettamente fuori bersaglio, al passivo fuori casa, però in casa prende parecchi gol. Vanguà intanto c'è poi questo intervento in anticipo sul giocatore Fiorelli, si prosegue poi la palla in direzione di Di Piazza che può arrivarci, ecco Di Piazza alle prese con Esposito. Di Piazza ha visto dall'altra parte l'inserimento di Fraraccio, Enzo Risardi. Il calcio di punizione battuto da Urso verso il centro, a terra un nostro giocatore, poi è De Rosa che va a pescare Buschiazzo, si gira! Fuori gioco di Buschiazzo e Urso, le punte di Piazza e Foggia. Ecco la possibilità di inserimento per Urso, il suo tiro in mezzo, rete, la Cavese è passata in vantaggio. Urso ha messo una palla sulla quale forse ha deviato uno dei nostri attaccanti, forse no, comunque fatto sta che siamo sull'1-0. 3 dal Budoni, che è una delle peggiori squadre del girone se si guarda la classifica. Adesso però c'è il tentativo di cross pericoloso l'Atletico Uri con il colpo di testa di De Marcus. Attacca Rossetti, può mettere in mezzo Fiorelli su Piga, c'è poi l'anticipo di De Rosa che colpisce di testa ma non a sufficienza. Piga va a terra ma il direttore di gara ha dato la punizione, in linea d'aria sembra più ravvicinato al primo palo. Il tiro da parte di Esposito, si oppone la barriera in maniera regolare. De Marcus, seguiamo ancora il gioco, De Marcus va verso il fondo, riesce a mettere in mezzo, Boffelli para. Parte il cross di Urso, c'è il colpo di testa con palla che poi viene alzata in qualche maniera da Fiorelli. Ancora Fiorelli, largo per l'avanzante Esposito che va a cercare la proiezione di Melis. Attenzione Melis, buono il contrattacco dell'Atletico Uri. Il cross, Trost, poi rimane in campo il pallone allontanato da Zenelai. Dopo il rilancio c'è Elli, trova il pallone, il lancio in direzione di Di Piazza che riesce ad agganciare, area di rigore. Di Piazza al centro, la conclusione di Foggia, c'è la parata di Azzeni. Sotto il punto di vista dello scontro fisico, evitare possibilmente i falli, c'è la posizione segnalata regolare a Foggia, il tiro di Foggia, c'è la respinta da parte di Azzeni. Ecco il cross di Melis. Boffelli va ad artigliare in presa il pallone, c'è sinistra De Rosa, poi il tocco di Urso verso il centro, la possibilità del cross per Foggia che lavora palla in area di rigore. Foggia all'indietro per Antonelli, poi va alla conclusione Zenelai, rete, il 2-0 della Cavese con Henry Zenelai, perché adesso è Fiorelli che cerca il movimento di Fanguà, area di rigore della Cavese, raddoppiano la marcatura i nostri, poi c'è Megna che interviene sul calciatore dell'Atletico Uri, il quale resta a terra. Atletico Uri che attacca, c'è il cross di Piga, la possibilità del tiro che non va a buon fine da parte dei sardi con De Marcus. Se l'arbitro interrompe il gioco, sì, finisce il primo tempo, la Cavese è in vantaggio 2-0 sul terreno dell'Atletico Uri. Calcio di avvio del secondo tempo che viene battuto dall'Atletico Uri. E dunque il pallone in verticale per il colpo di testa di Buschiazzo. Foggia, Fraraccio dall'altra parte per la possibilità di tiro di De Rosa che segna la rete del 3-0 a favore della Cavese. Qui a Uri ci siamo portati sul 3-0. Urso, Di Piazza, Fraraccio verso il centro, miracolo di Tirelli sul colpo di testa da parte di Ciro Foggia di 3 gol. C'è però la possibilità di attacco per De Marcus. De Marcus contrastato da Megna e ci sarà angolo.
di Cristaldi, la palla in area e la sfera taglia l'area di rigore con la concessione di un... Vorrebbero il rigore i sardi probabilmente, vediamo se è stato accordato. Eh sì, è calcio di rigore per l'Atletico Uri. Il tiro, rete, battuta centrale di Attili che ha accorciato le distanze. Il colpo di testa, poi attenzione, Urso prova a rimetterla al centro ed è stato alla fine il numero Piga, attenzione, Piga per Melis, va in scivolata Buschiazzo e forse commette anche fallo. Sì, ecco la battuta di Melis verso il secondo palo, fuori, minuti e mezzo, corner da parte di Urso. Gay va in tuffo, grandissima parata di Tirelli, ma c'era stato un intervento irregolare. Rossetti, Atletico Uri 1, Cavese 3 e finisce la partita. I biancoblù ce l'hanno fatta, hanno vinto in Sardegna, terza vittoria in Sardegna su 3 partite giocate nell'isola. Ci hanno messo davanti una squadra molto più forte, molto forte come la Cavese. No, ha funzionato tutto, bisogna fare i complimenti agli avversari perché sono più forti, è una squadra che vincerà il campionato e lo vincerà con merito perché è la squadra più forte del campionato e oggi l'ha dimostrato, quindi io non ho niente da dire ai miei ragazzi perché non è che non ha funzionato niente. Ha funzionato tutto, solo che quando gli avversari sono più forti bisogna rendere merito agli avversari e questo non toglie che io faccio i complimenti ai miei perché abbiamo tenuto testa per buona parte della partita, un avversario molto molto forte, però i miei ragazzi erano in campo, hanno giocato, hanno dimostrato qualità, organizzazione, quindi io sono contento, non sono queste le partite che ci porteranno alla salvezza, insomma quando affronti squadre più forti bisogna dar merito agli avversari. Oltretutto mister che è una squadra rimaneggiata e con tanti giovani in campo. Sì, ma noi siamo dall'inizio dell'anno che non abbiamo la squadra al completo, quindi io non ho mai parlato né delle assenze per infortuni né delle assenze per squalifica, oggi ne avevamo 2 di squalificati, ma abbiamo tanti infortunati, ma io non mi sono mai appellato alle assenze perché ho fiducia nella rosa, nella squadra e nel gruppo, quindi chi entra in campo gode della mia fiducia, della mia stima, quindi io sono sempre contento, vi ripeto quello che ho detto ai ragazzi, testa alta e complimenti, non ho altro da dire, quando gli avversari sono più bravi bisogna renderne merito, insomma oggi ha vinto la squadra più forte ma noi usciamo a testa alta perché per lunghi tratti abbiamo saputo tenere testa a un avversario importante, abbiamo giocato bene, abbiamo giocato sempre al calcio e abbiamo creato, ci sono state le situazioni dove potevamo far male, insomma se proprio devo dire un qualcosa, peccato per il terzo gol all'inizio del secondo tempo perché quello ha un po' tagliato le gambe perché noi contavamo di fare un gol e riaprire la partita, poi sarebbe diventata sicuramente una partita perché nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico, ci siamo sistemati in un modo dove loro avevano grande difficoltà, noi trovavamo sempre superiorità sugli esterni, abbiamo giocato molto molto bene, peccato per il terzo gol così all'inizio del secondo tempo, però che dire, hanno fatto un Eurogol, quando c'è una prodezza del genere tanto di cappello e applausi a De Rosa che ha fatto un grande gol, che cosa possiamo dire? Ecco mister, guardando la prestazione, quella di oggi è stata un Atletico Uri che comunque ha mantenuto la sua identità nonostante di fronte ci fosse una squadra con delle qualità nettamente superiori, se no non sarebbe al primo posto in classifica. Ecco, però guardando magari al bicchiere mezzo pieno forse manca quell'ultimo passaggio che vi può dare la possibilità di riaprire magari una gara che potrebbe sembrare già chiusa. Sì Andrea, io sono d'accordo, abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo fatto una buona partita, però molte volte l'ultimo passaggio, molte volte è la conclusione che può venire a mancare, ma se avessimo anche questo staremmo a braccetto con la Cavese e quindi se invece siamo in un'altra posizione in classifica è perché abbiamo dei limiti, si sa, noi in fase realizzativa non siamo proprio
un rullo compressore, ecco, ci manca del cinismo, ci manca della capacità realizzativa, come sappiamo e come abbiamo già detto tante altre volte, però andiamo avanti ugualmente, cerchiamo di sopperire magari o di crescere, perché i ragazzi crescono e migliorano sempre, bisogna avere fiducia, continuare a lavorare, arriveranno partite sicuramente più abbordabili anche per noi, dove spero, mi auguro di farci trovare pronti e poter raccogliere quei punti che necessitano alla classifica. Ecco, guardando alla prestazione di Clayton e anche le sue condizioni, perché è entrato molto bene in partita e Sì, è vero, ma può fare la differenza. No, la differenza non la fa nessuno nella categoria, sono giocatori che possono dare il loro contributo. Clayton a volte è un ragazzino, è un fuori quota che sta facendo bene, a volte meno bene, a volte bene. Oggi è entrato bene in partita, come è entrato bene in partita chi è subentrato nella ripresa, insomma, perché lo stesso Ravot hanno fatto molto bene, insomma, hanno fatto bene, io sono contento di tutto il gruppo. Clayton ha subito una brutta botta in settimana, ha saltato gli allenamenti, è incerottato infatti, però insomma ha recuperato bene ed è entrato bene in partita. Ecco mister, ora arriva una pausa che forse capita nel momento migliore, che le dà la possibilità magari di recuperare qualche acciaccato, come per esempio magari Ravot che ritorna da un infortunio, per dargli tempo di trovare la condizione giusta, però guardando anche alle altre, alle avversarie per la lotta a salvezza, c'è il Gladiator che al momento sta vincendo 4-1 sul Nuova Florida. Ecco, ora dopo la pausa inizia un altro tipo di campionato, ecco, qual è lo step che deve fare il suo Uri? Ma il campionato è già iniziato al Giro di Boa a dicembre, gennaio è già un altro campionato, perché tutte le squadre hanno fatto mercato, chi più chi meno, e sappiamo del valore del Gladiator, assolutamente, nessuno sottovaluta il Gladiator come la Boreale, anche se sono in fondo alla classifica. Sono squadre che sono vive, ieri è andata al Boreale, ha pareggiato in casa del Latte Dolce, oggi il Gladiator ha vinto dando continuità alla vittoria della settimana scorsa. Sono tutte squadre vive, nessuna è tagliata fuori, la lotta a salvezza è una lotta viva che si concluderà fino all'ultima giornata. L'Anzio sta facendo benissimo, sono tutte squadre in ripresa, però noi siamo lì, non è che siamo spaventati, siamo fiduciosi, sappiamo delle difficoltà che incontreremo da qui alla fine, però siamo anche consapevoli che abbiamo qualità per poter venire fuori, per poter raggiungere l'obiettivo. Ecco mister, l'ultima domanda in chiusura per me, per farle venire il sorriso, c'è Tirelli che è stato convocato per Viareggio. Tirelli che nonostante alcune chiamate da squadre di categorie superiori ha deciso di rimanere a Uri. Ecco, lei come mister, dato che avete sposato il progetto tecnico dei giovani, quanto le dà soddisfazione vedere questa chiamata per Tirelli? Ma vabbè, Tirelli è un giocatore dell'Atletico Uri fino a fine stagione, quindi le scelte non sono fatte solo dal ragazzo, ma sono fatte anche dalla società, che giustamente ha investito su un ragazzo di prospettiva, lo stiamo valorizzando. Lui è un ragazzo che ha qualità, però i meriti sono della società, non solo del ragazzo, dello staff che lavora ogni giorno con Domiziano, perché c'è un preparatore dei portieri molto bravo, e tutto l'ambiente che gli sta permettendo di crescere, di mettersi in mostra, e siamo tutti molto contenti per il ragazzo. E poi è ovvio che a noi non è che ci aiuti il fatto che stia 2 settimane con la rappresentativa sarda, siamo contenti per lui, ma noi perdiamo per 2 settimane un ragazzo che è molto importante e di conseguenza non lavorerà con la squadra. E non è che sia un grande vantaggio, ecco, a livello tecnico, però siamo contenti naturalmente per Domi. Amici di Directa Sport, benvenuti a Sassari. Sarà il campo principale ad ospitare Sassari Calcio Latte Dolce contro Boreale, anticipo della 22esima giornata del girone G della Serie D. Mister Rigori lo saprà meglio di tutti. Bisogna far gol, solo 9 fino a questo momento. Intanto entriamo in cronaca col tentativo subito da parte di Muscas di mettere dentro questo pallone. Attento Corriere che para a terra. Questa palla l'ha già recuperata, ora Marcangeli può sfidare in velocità San Martino, un altro passo Marcangeli, deve arrivare Casavecchia, Marcangeli passa ancora, arriva il cross, colpo di testa di Scognamillo, poi una deviazione! E il Sassari Latte Dolce in vantaggio
Lo avevamo chiamato, eccolo! Il gol di Luca Scognamillo ha sbloccato la partita, la formazione di Gioico, 1-0. Poi però ha perso un attimo il tempo di gioco. Latte ha recuperato, siamo già dall'altra parte. Piassi entra in area, Piassi destro, Corriere. Pericoloso ancora Caio Piassi. Primo vero tiro in porta del brasiliano di oggi. Sablone conquista ancora dopo il rimpallo con Pilo. Rientra verso l'interno, prepara il mancino Sablone! Che gol bellissimo! Pari Boreale 1-1. Botta tremenda di Sablone. Congiunti si lancia, ma tocca appena quella palla e non basta. 1-1. Colpo di testa di Muscas, intervento di Muredu, il tocco per Marcangeli che prova a chiudere il triangolo in qualche modo. Scognamillo geniale, Piassi col mancino, una soluzione inspiegabile per uno fine come il numero 10. Scambiano Saba e Patacchiola, costretto poi ad andare lungo Patacchiola. Piassi, la sponda buona per Muscas in qualche modo. Piassi può tenere questo pallone, occhio perché punta all'area di rigore. Piassi il servizio per Muscas, destro di Muscas, non c'è stata deviazione, palla va fuori. Eccolo il pallone verso il centro, colpo di testa tentato da Patacchiola. Scontro con Pireddu, Bosi sceglie di andare da Muscas praticamente. E poi molto bravo Buccioni, è entrato alla grande in partita al numero 14. Occhio ancora Sablone destro. Ancora vicino al grande gol Sablone. Adesso combatte Cabeccia con Ghioni, usa il tacco Cabeccia rischiando tanto. Ghioni conquista ancora, destro di Ghioni, ribattuto da Patacchiola, poi Sablone destro, ancora fuori. Ghioni, grande controllo, Ghioni, salta Congiunti, palo, e poi Bosi, palo ancora, la palla in gioco. E poi messa fuori, chiedevano, credo, una deviazione con la mano. Cambi obbligati entrambi. Una posizione di terzino sinistro. Intanto corner, colpo di testa tentato da Cabeccia. La palla però va fuori ancora. Un ritorno a Sassari per Giudici, ha già giocato qui con la maglia della Torres. Intanto occhio la possibilità che ha la Boreale di costruire con Giudici che è bravo però a entrare subito a alleggerire per Congiunti. Intanto il tentativo ancora col mancino di Sablone, stavolta Congiunti è prezioso, calcio d'angolo. Va a restituire Muratore, molto bravo Cabeccia ad uscire. Vediamo se riesce anche a ripartire il Sassari Latte Dolce, palla per Piassi, Leonardi in difficoltà. Piassi riesce comunque ad arrivare su questa palla, in area Piassi, sta arrivando Olivera, Piassi va da solo e calcia! Qualcosa a metà fra un tiro e un cross, non arriva Scognamillo, la palla esce di 1 metro alla sinistra di Corriere. Gioca corto per Piassi Cabeccia, ancora Piassi, destro di Caio Piassi, Corrieri, paraterra. Lancio verso il tentativo col destro di Sablone. Fa Bosi, palla verso il centro, colpo di testa, fuori. Ci ha provato Ghioni. Scognamillo esce da una situazione complicata e cross, arriva Giudici e mette fuori clamorosamente. Che occasione per il 2-1 per i padroni di casa. Va Bosi, secondo palo, Congiunti male, possibilità per Damiani, la porta è vuota, Pireddu ad allontanare e poi a completare un disimpegno che genera rimessa con le mani per la Boreale. 2 o meglio 3 a terra dentro l'area. E allora Piassi può partire, palla verso Marras,
taglia verso il centro Marras, allarga, una bella idea questa per andare da Scognamillo, uno sguardo alla porta, poi il cross per Piassi, perfetto, dentro l'area, Piassi prova a passare, Leonardi lo limita, Piassi ancora col destro, largo. La palla per Leonardi, un cross disperato, preda del solo Mureddu, Marras inseguito da Damiani. Né fallo né nulla, fischia 3 volte il signor Vittorio Palma, è finita, Sassari Latte Dolce Boreale 1-1. Mister, un punto che muove la classifica, cos'altro le lascia questa gara? Poco perché per come si è messa la partita siamo andati in vantaggio, stavamo gestendo bene, una partita maschia con un arbitraggio che faceva correre tantissimo, per cui i giocatori si dovevano subito adeguare a quello che era il metro arbitrale, invece molti pretendevano qualche fallo, probabilmente c'era pure, però si devono mettere in testa che uno si deve fermare quando l'arbitro fischia. E niente, poi abbiamo regalato un gol. Abbiamo regalato un gol in un modo brutto, perché la palla sulla 3/4 gliela regaliamo noi, non chiudiamo sul tiro e l'attaccante avversario ci fa un gol che ci ha spezzato le gambe, chiaramente, perché stavamo facendo abbastanza bene. E invece molti hanno risentito di questo gol preso in questo modo, ed è chiaro che poi la partita si complica. La dovevamo gestire sicuramente meglio, la potevamo gestire abbassandoci e ripartendo in modo da poter far male alla squadra avversaria, e invece non siamo stati bravi. Però molti devono capire che ormai tutte le partite sono in questo modo, si usa l'aggressività per cercare di portare a casa almeno un punto, così come ha fatto la Boreale. Anticipato una mia domanda perché avete avuto un approccio ottimo, direi. Poi effettivamente il gol l'ha detto lei, tagliato le gambe, manca però qualcosa a livello mentale a questa squadra, cosa è successo? Questo non lo so, perché altrimenti avrei posto rimedio subito, però è chiaro che bisognerà parlare con i ragazzi e certe cose non devono capitare, perché se si vuole raggiungere l'obiettivo della salvezza bisogna fare qualcosa in più, perché intanto non dobbiamo regalare gol. Se sono bravi gli altri, magari, così come è successo domenica scorsa, uno dice hai subito un gol ma è stato bravo l'avversario, ma in questo modo no, perché tu non puoi prendere dei tiri da furiare su una palla tua, che potevi gestire e fare tutto quello che volevi, non quello che si è fatto. Per cui bisogna che i ragazzi capiscano che è il momento di dare qualcosa in più, non abbattersi anche se prendiamo un gol stupido, però è chiaro che mentalmente questa squadra oggi ha accusato. L'allenatore del Bodoni, uscite sconfitti 2-1 dal Marsella al 94esimo, la squadra è riuscita a trovare il pareggio su calcio di rigore, alla fine però sfuma quel punto importante che potevate conquistare. Sì, un'analisi giusta, peccato perché abbiamo perso l'occasione di dimostrare di aver capito cosa significa quando si dice lottare fino all'ultimo secondo, no? Perché è un peccato, perché la squadra è stata bene in campo, tutto, abbiamo concesso poche situazioni all'Ischia. Sapevamo che era una partita difficile, su un campo difficile, non siamo abituati a giocare sull'erba, l'abbiamo retta per tutto l'arco della partita, ma prendere una punizione in gol al 97esimo praticamente, all'ultimo secondo, è un peccato, però ci deve far rendere conto che non è così che ci si salva. Avete impostata così la partita, diciamo, fare all'Ischia la partita, cercare poi voi invece di ripartire in contropiede con Imon, dico uno solamente per citarne, che hanno grande forza in campo aperto. Sì, diciamo che è un po' il gioco forza anche di una situazione nostra di mancanza di giocatori strutturati come Leve, che ce l'abbiamo infortunato, che ci poteva dare
fisici da davanti, siamo stati costretti anche per il gioco forza degli under, perché poi gli under vanno messi in determinati ruoli in base anche allo stato fisico, allo stato attuale che i ragazzi stessi stanno, insomma, quindi abbiamo optato per questo tipo di inizio di partita, però poi dopo ho dovuto fare 2 cambi forzati con i ragazzi e mi è sfumata anche un po' la voglia degli ultimi 30 minuti di cambiare letteralmente la nostra partita, perché non ho potuto mettere Ido Iaga nella sua posizione di partenza, aggiungere una punta in più, ho dovuto fare 2 cambi con i giovani e quello ci ha un po' penalizzato, un peccato. Mister, abbiamo visto il Budoni in campo che ha fatto veramente raggi X a questa Ischia, chiuse tutte le linee di passaggio, bloccate ogni ripartenza, l'avete studiato parecchio. Sì, come tutte le settimane, quello che non riescono a capire i ragazzi che quando parlo di sacrifici di uno staff tecnico che lavora notte e giorno per metterli nelle condizioni di portare il punto a casa, e devono capire che quando c'è da mettere la faccia anche su un pallone che è una punizione dal limite bisogna metterla. Ovviamente è un senso metaforico, però questo passaggio qua ci deve far capire che per salvarsi basta mettere quel di più, che la società lo sta dicendo da un po' di tempo a questa parte e lo ripetiamo quotidianamente, però poi dopo in campo bisogna attuare quello che facciamo durante la settimana e quello che ci diciamo. Sembra di sentire più della delusione del risultato, la delusione della prestazione. No, la delusione dell'atteggiamento in determinate situazioni, perché una squadra che si deve salvare noi lo vogliamo fare attraverso il gioco, sfruttando le potenzialità dei ragazzi. Oggi siamo andati in gol, lo meritavamo perché il ragazzo è uscito malconcio dal calcio di rigore, dal fallo subito, perché ha preso letteralmente una scarpata, però ripeto è un peccato vanificare quello che di buono facciamo durante l'arco di 95 minuti e non è la prima partita che succede, quindi devono capire che bisogna dare qualcosa in più sotto tutti i punti di vista. Polemiche per quanto riguarda la terna arbitrale, diciamo qualche parolina sia da parte vostra che da parte dell'Ischia, diciamo un po' nel contesto in generale, che commento dall'arbitro? No, io non commento l'arbitro, la settimana scorsa ho chiesto alla federazione attraverso voi giornalisti di indagare sulla partita che abbiamo perso in casa contro Trastevere, perché è stata una follia vedere determinate cose. Oggi l'arbitro ha fatto la sua partita, si è commesso degli errori, non sta a giudicare, però sinceramente non è stato, non so se c'era il fallo dell'ultima punizione, il ragazzo mi diceva che ha preso la palla, però ecco, non mi sento proprio di giudicare l'operazione dell'arbitro. Un ritorno per lei a Ischia, che era già venuto qua per sostituire Migliaccio nella stagione 2003-2004, vado a memoria se non mi sbaglio. Dopo 20 anni può passare. Circa 20 anni, che emozione le dà? No, io quando ho accettato la richiesta del presidente di salvare la squadra, l'ho fatto veramente per un rapporto di amicizia, è una squadra, è una società seria, una squadra che mette nelle condizioni di lavorare, e c'era l'Ischia di girone, ero ovviamente contento perché poi io le squadre che bene o male dove sono stato uno rimane sempre un po' tifoso. Il peccato è stato di venire in quel momento delle annate di Ischia, dell'Ischia Calcio, però è andata come è andata, è stato un peccato perché, come dico sempre da anni, quella era una squadra che se l'avesse allenata dall'inizio parlavamo ovviamente di altri progetti. E se è rimasto un po' tifoso dell'Ischia Calcio, le chiedo, lei che l'ha vista, secondo me dove può arrivare questa squadra? Ma mi è piaciuta perché hanno i giovani bravi, intraprendenti, sfruttano le potenzialità che hanno e hanno delle linee di gioco ben precise. Ovviamente noi oggi abbiamo fatto veramente una buona gara, proprio cercando proprio di bloccarli sul nascere. Siamo andati bene e ripeto, al di là delle assenze che avevano oggi loro, ce l'avevamo pure noi, però è una squadra che è un progetto giusto che a me piace, perché è un misto di giovani con giocatori esperti non tanto grandi, con la giusta età, e poi io, come dico sempre, quando si lavora sul posto e escono ragazzi del posto, una società come l'Ischia deve essere contenta e secondo me è giusto che prosegua.